Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguiti i titoli più importanti del pomeriggio. Sarà intitolata a Totò Schillaci la sala riunioni dell'assessorato dello sport in via Notarbartolo a Palermo. L'iniziativa intrapresa dall'assessore Elvira Amata e condivisa dal presidente della regione Renato Schifani permetterà di rendere omaggio al campione di calcio palermitano. Ci spostiamo a Biancavilla, nel Catanese, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una rissa in un'abitazione di via Vittorio Emanuele, coinvolti nella violenta lite anche 3 minorenni. Imbratta un treno regionale con la vernice, è successo alla stazione di Catania dove un quarantenne originario di Siracusa è stato denunciato per il reato di deturpamento. Finisce in manette sempre a Catania un 45enne che modificava pistole a salve per rivenderle come armi vere e proprie. Sono in corso le indagini per identificare i clienti dell'uomo. Chiudiamo con il meteo, piogge e nuvole domani continueranno ad alternarsi in Sicilia e in mattinata le precipitazioni si abbatteranno per lo più sul versante settentrionale per poi concentrarsi nel pomeriggio su Enna e Siracusa. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, arrivederci.